Buonasera Daniele Emanuelli. Buonasera Irene Benedetti. 20ª puntata in stagione di Sport Up, come sempre ricca di servizi e di ospiti importanti, ma prima come sempre andiamo a ricordare con la nostra Irene quali sono i numeri per interagire con noi. Dovete interagire al 333-609-4299 anche con WhatsApp. Va bene stasera? Sì, hai imparato a specificare il nome, mi piace. C'è chi si mangia i numeri, chi le parole, andiamo avanti. Sì, bravo, lo so che mi ami, va bene. Allora andiamo a presentare gli ospiti di questa serata, se Dio vuole, con una presenza femminile così. Allora, iniziamo dal nostro opinionista biancorosso, Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Salutiamo l'ospite protagonista del Rimini questa settimana, l'attaccante Riccardo Valori. Buonasera a tutti. Buonasera Riccardo. Andiamo a salutare un amico che ritroviamo sempre con piacere, il giornalista Cristiano Cervara. Buonasera a tutti. E infine ritroviamo anche lui, prima puntata di quest'anno, con il nostro Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti, buon anno. Ciao Renzo e buon anno anche a te. Adesso con la nostra Irene, con la collaborazione di Stefano Papini, andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio con risultati e classifica. Avete visto, mi ha fregato i fogli. Prego Irene, puoi leggere. Partiamo dai risultati. Castrocaro Corticella 2-1. Massa Lombarda Faenza 0-0, Faro Granamica rinviata, Real San Lazzaro Marignanese 0-1, Classe Olmeldola 1-0, San Pierana Progresso rinviata, Bellaria Rimini 0-3, Cervia Sant'Agostino 2-4, Fiariccione Sasso Marconi 1-1, Argentana Savignanese 0-1. Benissimo, adesso sempre con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere la classifica dopo l'ultima giornata. Prego Irene. Al primo posto il Rimini con 52 punti, Sasso Marconi 49, Massa Lombarda Classe 39, Savignanese 35, Castrocaro Fiariccione 34, Marignanese 33, Granamica Faenza 32, Progresso 31, Real San Lazzaro 30, Argentana 28, Sant'Agostino 27, Corticella 18, San Pierana, Faro, Olmeldola, Cervia 17, Bellaria 14. Allora Renzo, so che ieri sei stato impegnato nel guardare allo stadio Nicoletti di Riccione la partita che ha ricevuto tantissime polemiche. Abbiamo visto anche il comunicato espresso dal Sasso Marconi, eri appunto a vedere Fiariccione e Sasso Marconi. Innanzitutto dici se c'erano questi episodi da Moviola che recrimina appunto il Sasso Marconi e se il gol della Fiariccione era avvenuto con un netto fallo di mano. Io direi che il risultato di parità 1-1 è il risultato più giusto per quello che ho visto ieri in campo dalle due squadre. Diciamo i primi 20 minuti Sasso Marconi aveva qualcosa in più, ha avuto delle occasioni buonissime per portarsi in vantaggio, però non le ha fatte. Diciamo onestamente che il vantaggio della Fioriccione è venuto veramente, sì, il gol di Cecconi su un fallo di mano che qui l'arbitro non so come ha fatto a non vederlo, ma a parte l'arbitro ma anche l'assistente. Diciamo che questo gol fatto dalla Fioriccione secondo me è per tutti che eravamo in tribuna, è irregolare perché tutta la gente che eravamo in tribuna l'abbiamo visto, soltanto che l'assistente e l'arbitro non hanno visto. Però diciamo tutto sommato la partita, il risultato secondo me è giusto. I rigori onestamente non li ho visti, però chiaro che un gol così per Sasso Marconi gli ricadanno, perché onestamente sa, quando il risultato è bugiardo, fatto un gol non regolare, dispiace sempre. Però tutto sommato il risultato, secondo il mio punto di vista, per quello che io ho visto ieri a Riccione, il risultato di 1-1, il risultato più giusto. Sarà interpretato tra poco perché con Riccardo vedremo i tantissimi episodi da Moviola, tanti fuorigioco fischiati. E dirò una cosa, certo, poi se non vado errato, l'arbitro Negrelli di Finale Emilia, che io ieri ho visto, onestamente, non mi è piaciuto, dirigerà proprio la gara mercoledì di Coppa Italia, Rimini Rollo. Sì, è proprio lo stesso arbitro di ieri. Ebbene, hai fatto bene. L'arbitro è rimasto in albergo a Riccione. È rimasto lì. Hai fatto bene a dirlo, bella nozione, tra poco ti vedremo di nuovo protagonista perché commenterai con noi la Moviola dopo i tanti episodi di ieri. Cristiano, a quello che ha aggiunto adesso il nostro amico Renzo, abbiamo visto la classifica prima con il nostro Stefano Papini. Inizio stagione, Classe e Granamica sembravano gli avversari più ardui per i Rimini da affrontare, si sarebbe giocato, si diceva, il campionato con loro. Alla fine è uscito il Sasso Marconi, tutto regolare, tutto in regola, te l'aspettavi un campionato simile oppure ti aspettavi un campionato più avvincente? No, io mi aspettavo che il Sasso Marconi fosse 10 punti più sotto, dico la verità. Il Rimini sta facendo il campionato che tutti speravamo, non è che si possa veramente dire nulla, a parte quei due famosi pareggi con Corticella e Old Meldola, però diciamo che lo score si commenta da solo. Chi invece non si pensava che facesse un campionato del genere per il Sasso Marconi.
Riccardo, come vedi questo campionato? Il Rimini davvero potrà vincere così facilmente tutte le prossime gare oppure secondo te è un campionato tosto fino alla fine? No, sicuramente il campionato sarà difficile perché il Sasso Marconi sta facendo un ottimo campionato e quindi penso che arriveremo alla fine che ci giocheremo il campionato perché tutte le squadre vogliono fare una gran partita contro il Rimini, danno quel qualcosa in più che magari potrebbero non dare con le altre squadre e quindi ogni partita è molto difficile, anche domenica nonostante avessimo giocato con l'ultimo in classifica è stata una partita difficile, poi siamo riusciti a sbloccarla dopo poco e le cose sono facilitate, però non bisogna guardare la classifica perché poi il campo parla e non c'è tutta questa differenza, bisogna dimostrarla in campo, non in classifica. Nonostante tu sia qui, dico ai nostri spettatori a casa che vedremo anche l'intervista realizzata da Emanuele ieri perché ti ha tirato fuori una cosa molto interessante che voglio far ascoltare. Entriamo in studio perché Irene... Perché adesso, considerato che non è stata concessa la trasferta a Savignano, considerato che nell'ultima partita in casa le presenze non sono state poi così tante, andiamo a vedere cosa è successo un po' alla psicologia dei nostri tifosi biancorossi. Il tifo sportivo risponde ad un grande bisogno dell'uomo, quello cioè dell'identità sociale, identità legata all'appartenenza ad un gruppo, ad una categoria sociale. Il fenomeno del tifo va al di là della presenza allo stadio, pervade il comportamento, le motivazioni, gli atteggiamenti delle persone anche nelle altre circostanze della vita. L'essere tifoso aggiunge un elemento importante alla nostra identità, ma non avrà lo stesso valore per tutti. Un tifoso che vede la partita da casa, seppure tutte le settimane, sarà diverso dal tifoso che fa ruotare la sua vita intorno alle partite, preparando striscioni e coreografie durante la settimana. Per il primo, l'identità sociale legata al tifo è poco importante, per il secondo, tale identità è fondamentale per il concetto di sé e il risultato delle partite avrà un'influenza molto forte sul suo stato emotivo. L'appartenere ad un gruppo dunque è motivato dal bisogno di autostima, il tifoso si identifica con la propria squadra e vive la sua storia come la propria storia, cioè da una parte è fonte di tanta passione, dall'altra può essere fonte di tanta fragilità. Quanto l'identificazione con la propria squadra del cuore è profonda, avvengono due fenomeni. Quello di brillare di luce riflessa, fenomeno per cui i tifosi dopo la vittoria della squadra si sentono essi stessi vincitori e usano frasi come noi abbiamo vinto. Indossano per molti giorni successivi alla vittoria vestiti con il nome o i simboli della squadra. Ed il fenomeno, solitamente dopo una sconfitta, dello screditamento dell'altra squadra. Essere tifosi significa anche sentire da tifosi e la categoria eccellenza non può essere un alibi per una tifoseria che ha toccato con mano la Serie B, se l'è goduta con le grandi della classe, Juve, Napoli e Roma e ha padroneggiato per ampi margini prima di essere spezzata dall'incantesimo e abissarsi nelle paludi dell'inferno della Lega Pro. Sparizione, ripartenza dalla D, nuova promozione, ancora C dannata, nuova Serie D vinta alla stragrande ed infine l'anno più rosso che bianco della gestione dei Meis. L'era Grassi non può portare la gente lontano dallo stadio, come non può essere una diretta televisiva a tenere lontano i tifosi. Non si può criticare per giunta una tifoseria biancorossa che avrebbe tutte le ragioni di alzare la voce, specie dopo la sentenza paradossale di vietare la trasferta della vicina Savignano. Pericolo costante, pericolo forse ridicolo, avuto anche nella trasferta di Scandicci qualche anno fa, ma allora permettete anche al tifoso biancorosso di affermare di essere stufo, di essere l'unica vittima sacrificale in categoria per giunta che non gli appartengono e se il freddo di una settimana prima può essere un ulteriore stimolo per abdicare la zona dello stadio o il proprio posto a sedere, non possiamo che concepire e comprendere l'incazzatura, passateci il termine, di chi questi colori non li vede solamente ma li senti col proprio e nel proprio corpo. Ebbene, Emanuele, questo servizio era relativo un po' alla polemica che c'è stato in quello di Savignano dove praticamente i tifosi biancorossi non hanno potuto assistere alla partita da vicino dei propri supporters. Poi domenica si era parlato sul relativo numero di presenze allo stadio Romeo Neri. C'è stato qualcosa che in settimana è stato detto anche dalla stampa locale, che ne abbiamo parlato anche a telecamere spente, non ci è piaciuto, allora ho trovato opportuno fare questo servizio. Qualcosa in più che vuoi aggiungere tu? No, io volevo aggiungere che alla fine, adesso ho ascoltato bene, no, il servizio dove veniva anche spiegato molto bene quelli che sono i meccanismi psicologici che tengono vicini i tifosi alla propria squadra. È chiaro che noi abbiamo una vita, da quando la COCIF quella volta decise di non iscrivere la squadra al campionato, è cominciata una fase che dura ormai da parecchi anni in cui è veramente complicato, no, rimanere vicini a quella squadra sempre comunque
perché poi le cose si intersecano anche poi con quello che è il tuo sentire della vita quotidiana. Cioè, se Certo. io ho un periodo brutto mio personale, in più devo anche andare a rovinarmi, tra virgolette, l'umore dietro a una situazione che mi deprime ulteriormente, posso decidere di farlo come posso decidere di soprassedere. Quest'anno cosa è successo? È successo che secondo me l'eccellenza non è stata accettata. Noi possiamo girarci intorno 1000 volte, allora possiamo dire uno è tifoso davvero, uno è tifoso per finta, non mi piace il modo in cui tifi, mi piace, non mi piace. Una parte della città non si è calata nell'eccellenza. Di conseguenza il Rimini per molte persone, io nei momenti di gloria della Serie B, in azienda dove lavoro io, eravamo 5-6 abbonati. Le persone sono più o meno quelle, il lunedì mattina mi salutano e mi chiedono cosa ha fatto il Rimini ieri. Quindi siamo passati da questo all'altro. Quanto erano tifosi quei 5-6, quanto lo sono adesso, quanto non lo sono, possiamo filosofeggiare sino a domani mattina. Di fatto, tolto lo zoccolo duro, una grossa fetta di città non si è buttata a capofitto in questa avventura, che è comunque un'avventura che farà parte della nostra storia, è un'avventura che un domani ci fornirà un'ennesima medaglia da mettere sul petto, perché se usciremo da questo campionato vuol dire che l'avremo vinto. Quindi sarà comunque una vittoria, sarà comunque un qualcosa di storico da tenere bene a mente. Ma non è che si può obbligare tutti quanti a fare parte, no, di questa situazione. Certo. Anche all'interno dello zoccolo duro è stata nominata la diretta televisiva. Ora, la diretta televisiva è chiaro che non dovrebbe tenere lontane le persone che comunque hanno questo tipo di affezione nei confronti della squadra. Non dovrebbe se non ci sono 0 gradi, non dovrebbe se c'è rischio neve, non dovrebbe se uno sta prendendo l'antibiotico perché aveva l'influenza, non dovrebbe se, non dovrebbe ma. È chiaro che fornire chiariamo bene una cosa, 1810 abbonati sono tantissimi, non li abbiamo fatti neanche un sacco di anni in Serie C, 1800 abbonati. Allora se uno che ha già pagato l'abbonamento, un giorno che è freddo, che è un pochino stanco, che ne ha un po' meno voglia, decide di scegliere il divano perché qualcuno gli offre la possibilità di vedere la partita, io non me la sento di andare ad ammonirlo col cartellino giallo perché ha mancato la presenza e non ha timbrato il timbraore. Cioè, le persone sono libere. Quando c'è la corsa a essere presenti e tutti vogliono essere presenti è perché la situazione si è resa tale per cui è bello essere presenti. Quando le situazioni sono queste, dove è bello essere presenti, però alle volte è bello anche fare qualcosina d'altro, io non mi sento di buttare la croce addosso alle persone che a un dato momento decidono ogni tanto di tirare il fiato. Non è che è divertente stare a fare il palo nei distinti, in mezzo al vento, sotto la pioggia come l'altra volta. Certo. Cioè, non è che uno va lì e si diverte come un matto, ma perché non ci vai? Non ci vai perché tante volte non è bellissimo come spesso poteva essere. Detto questo, io credo che domenica col Classe, secondo me, ci saranno già un pochino più di persone. Ce lo auguriamo. Perché il campionato è ripartito, e la gente si è staccata anche dall'ambiente un pochettino festaiolo del Natale, quindi adesso si è tornati tutti ai propri posti, si lavora e si rifà tutte le cose standard, diciamo, di quello che è una settimana normale. Mi trovi d'accordo. Quello che succederà mercoledì, secondo me, non avvicinerà ad esempio i tifosi. E dopo tra poco ne voglio parlare con te perché è stato detto proprio nelle interviste realizzate anche ieri che tu hai estrapolato tra l'altro anche una bella intervista con la dichiarazione bella anche da parte di Mastro Nicola. Cristiano, telegrafico, sentito il discorso di Emanuele, togliti un attimo i panni da giornalista, se dovessi essere un tifoso solo dei Rimini in questo momento accetteresti di andare anche al freddo per tifare Rimini allo stadio nonostante la categoria eccellenza? Sono mai chiesto di essere telegrafico, io lo sarò. Onore ai presenti, però non si può dire nulla agli assenti. Perfetto. Da casa intanto scrivono, sì d'accordo stiamo vincendo, però perdiamo un anno in eccellenza. Vabbè, questo lo sapevamo fin dall'inizio, dopo Vabbè, il... Questo è il punto di vista di tante quegli persone altri. che non sono Sì, è vero. riuscite a digerire questa situazione. Mi trovate d'accordo, però adesso dobbiamo vivere la realtà, siamo in eccellenza e bisogna vincere questo campionato per ritornare quantomeno in Serie D. Tra poco voglio sentire sia Riccardo che Renzo, acceleriamo un po' i tempi, cosa andiamo a Sì, vedere? perché in settimana il responsabile del settore giovanile Walter Berlini è tornato sul lavoro svolto nella prima parte di stagione. Andiamo a vedere il servizio. Il progetto giovanile di Minicalcio è basato sulla politica della valorizzazione interna, scovando, oltre che in casa propria,
anche dalle società limitrofe del territorio, permettendo al ragazzo di crescere, di allenarsi allo stadio Neri insieme a tutte le altre formazioni, dai più grandi ai più piccini, permettendo così anche di toccare il sogno allenandosi con campionissimi tra i quali Francesco Scotti e Adrian Ricchiuti. Una politica low cost anche per le famiglie che non sono costrette a pagare una scuola calcio che il Rimini non intende proprio allestire per non deludere le speranze di ragazzi che coltivano il loro sogno. I più tenaci e più validi arriveranno alla meta, altri abbandoneranno il loro percorso. Questo progetto si avvale da dicembre anche di figure importanti, di collaboratori nella fattispecie come Andrea Zamagna, Marcello Bianchini, Giambattista Carelli, Silvio Rosa e Enrico Mendo. Inoltre ciascuna delle squadre può inoltre contare sul fondamentale supporto di 2 accompagnatori e ogni volta che il Rimini gioca in casa ha a sua disposizione un infermiere professionale pronto per ogni tipo di evenienza. Il porre il bene del ragazzo prima di ogni cosa passa anche da aspetti come questo. Proprio questo è uno stimolo in più a far bene, è un modo per rafforzare il senso di appartenenza verso questi colori, fin troppo chiari i propositi in vista del breve e medio periodo. Il mio auspicio, dice Berlini, rilasciando un'intervista all'ufficio stampa, è quello di portare in orbita prima squadra già dalla prossima stagione i ragazzi di 16 anni in modo tale che possano cominciare a fare un certo tipo di esperienza. Ciò perché, come detto sin dall'inizio del progetto Grassi, vogliamo costruire un Rimini giovane composto di ragazzi cresciuti con noi con la maglia a scacchi addosso. Più spesso di quanto ci possa credere i talenti li abbiamo in casa, ma purtroppo per mancanza di coraggio non li sappiamo vedere né di conseguenza valorizzare. Mister Mastro Nicola ha spostato al meglio questa linea di pensiero dando fiducia a tanti giovani, in generale a tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile biancorosso. Il coraggio non gli manca, proseguiremo su questa strada convinti che sia una politica che ci permetterà di raccogliere frutti importanti. Portare in prima squadra, prosegue Berlini, già dal prossimo anno alcuni nuovi giovani, con l'auspicio di costruire un Rimini sempre più verde e ricco di ragazzi cresciuti con addosso la maglia a scacchi. Sarà l'obiettivo non solo suo, che al momento, anche in virtù della gestione precedente, vanta 70 tesserati a comporre le squadre del settore giovanile. L'auspicio nostro è che venga data continuità a un progetto valido e interessante, a prescindere dal possibile salto di categoria che prevede giocatori pronti a riportare i Rimini nel calcio che conta nel più breve tempo possibile. Ebbene, abbiamo visto anche questo servizio relativo al settore giovanile. Ho una domanda calda per Renzo, però lascio la precedenza a te. Anch'io ce l'ho calda per No, Renzo, io lascio la precedenza a te. Va bene, allora io adesso vado su Riccardo. Volevo semplicemente chiederti, l'eccellenza in Sampierana piuttosto che il Rimini, che cosa hai trovato come differenza, se ne hai trovate? Allora, sono stato 2 anni là, sono stato molto bene, perché è un ambiente molto tranquillo, diciamo che è più una grande famiglia invece che una società. E quindi sono stato benissimo. È normale che sono 2 ambienti diversi, qua sei un professionista a tutti gli effetti, a partire dagli allenamenti, arrivare alla domenica dove ci sono, a parte dello stadio che è molto bello, poi ci vengono tifosi. Il nostro Pironi ha scosso la testa. No, vabbè, è molto bello, lui forse intende molto grande, è bello. No, per me è piacevole giocare in uno stadio come il Romeo Neri, però è normale che magari a San Piero venivano poche persone anche perché non è molto grande. E quindi diciamo che allora, anche questa cosa di quello che è la presenza dei tifosi è anche un po' quella che è la realtà, una realtà più piccola rispetto a una realtà più grande. Hai sentito un po' una sorta di pressione, anche tua psicologica? No, guarda, ti dico la verità, io gioco sempre come so giocare, non è che, certo, in un piazza come Rimini è diverso che giocare a San Piero, però io cerco di fare quello che so fare e poi non è che te stesso comunque sei. Sì, non è che mi fa piacere che ci sia gente perché almeno quando faccio gol posso andare ai tifosi, sì. Però non è che... Più gratificazione. Sì, di gratificazione, però non è che ho paura di andare a prendere la palla perché poi magari mi possono... Non è che al contrario se sbagli ti senti un pochino più il peso? No, infatti lo stavo dicendo, non è che non ho paura di sbagliare, poi è normale che non tutte le partite, spero di farlo tutte le partite. È bene che sei un ragazzo sereno, quindi va bene così, essere sereni, ma so che hai ricevuto anche delle offerte da delle squadre di categoria superiore, ci puoi svelare qualcosa o non si possono fare nomi? Dai, un nome sì, dai. Dai, facile. No, diciamo che... Come no? No, non sto bene nei confronti degli altri. L'anno scorso sì, quest'anno... Ma ha fatto il trabocchetto, allora prima mi ha detto di sì. Adesso in diretta mi dice di no, va bene, allora maschilista pure tu. Bello, Basta. No, almeno la serie di da che serie? Serie D. Serie D. Però ho scelto di venire qua perché comunque sia Rimini per me È tutto. non penso sia una Ce squadra l'hai di già nel eccellenza. cuore, via. Renzo, tornando prima di andare a vedere appunto le immagini di Bellaria Rimini, rispondimi anche tu in maniera telegrafica e poi ci andiamo a gustare le immagini. Hai sentito Berlini, soddisfatto della prima parte di stagione per quello che concerne il settore giovanile. Al momento, ad occhio e croce,
ci sono giocatori, come dice lui, che può portare, giovani che può portare anche in Serie D in questo Rimini? Io penso di sì, il Rimini sta facendo veramente cose in grande, specialmente nel settore giovanile. Infatti anche nella prima squadra sono giocatori secondo me all'altezza, però chiaro che deve essere ragazzi bravi, perché onestamente il prossimo anno ci auguriamo tutti che il Rimini è in Serie D, e in D ci vuole 4 under veramente forti, perché i 4 under che andranno a giocare in Serie D devono fare anche la differenza, perché altrimenti se trovi dall'altra squadra under più forti tu sei sempre sotto. Il prossimo anno devono giocare un 99, 2,98, un 97, che non è poco. Io penso che il Rimini sta facendo delle cose in grande e penso che i ragazzi ce li avrà senz'altro, però penso che io ho visto alcuni giovani ragazzi all'altezza delle aspettazioni. Io anche alcune domeniche fa ero in Umbria a vedere una gara di Serie D, Trestina e Rieti, ho visto dei ragazzi veramente forti, forse hanno qualcosa in più, però onestamente l'unico ragazzo che ancora secondo me è pronto per questo campionato di Serie D, quel ragazzo di colore che Rimini ha preso all'ultimo momento, Abdul a Meldola, questo è un ragazzo secondo me pronto, poi c'è Giua, c'è Arlotti, c'è il portiere, ecco, onestamente ci sono alcuni giovani secondo me interessanti, però non nascondiamo che la Serie D è tutt'altro campionato. È tutt'altro campionato. Allora, adesso ti lascio, siccome che ieri eri a vedere la Fiariccione gustare il servizio, cosa dobbiamo vedere, Elena? Adesso andiamo a vedere l'incontro Bellaria-Rimini. Dopo 2 cinquini di fila rifilate agli avversari, il Rimini si libera dell'ostacolo Bellaria. Col sole, si fa per dire, 3 reti al passivo. La gara mette in vetrina i nuovi innesti in casa biancorossa aggiunti nel mercato invernale. Abdul su tutti pare un Frecciarossa, mentre Valori dimostra di avere l'istinto di un vero bomber che con Bonaventura per questa categoria forma una coppia offensiva devastante. E con richiuti operativo solo in parte c'è da divertirsi, dato che in mostra si mettono giovani come Scott Arlotti ancora una volta in gol. I tifosi invece sfidano il freddo e arrivano nella vicina Bellaria ricordando i sapori delle sfide andate quando le due formazioni duellavano sui campi di Serie D e di Lega Pro. Appena il tempo di accendere la luce che il Bellaria prova a insinuare la porta di Scotti con il delicato che sbaglia il controllo quando è lanciato a rete. Dall'altra parte uno sbaglione di Merendon mette nelle condizioni i Valori di recuperare la sfera di servire Signorini, cui tiro viene sventato dallo stesso portiere bellariese, ma tutto viene reso vano per la posizione irregolare proprio di Signorini. In una settimana italiana dedicata al mito Maradona, Valori pensa di tramutare in gol l'assist di Signorini, aiutandosi prima con la mano e poi con la gamba che proietta il pallone in fondo al sacco. Arriva così per lui il cartellino giallo. Sull'asse di destra il Rimini continua ad essere pericoloso. Ciccarevic si traveste da Signorini, cross al centro, ma Arlotti arriva in ritardo all'appuntamento. A quarto d'ora episodio invece da Moviola. Arlotti andrebbe a bersaglio, ma in guardalinea di destra una certa signora Canale ritiene la posizione dell'attaccante di offside e dunque rete annullata. Il Rimini gioca in scioltezza e arriva facilmente al tiro con Valori, ma in questo caso è la mano di Renzi a negare la gioia all'attaccante biancorosso. L'arbitro in questo caso sorvola ancora una volta. Segnali di presenza del Bellaria che con il suo uomo di maggior spessore indelicato va al traversone per Di Filippo che però non centra la porta. Prima della mezz'ora il Rimini trova meritatamente il vantaggio. Abdul, il migliore dei suoi, prende fiato, coraggio ed emulando i migliori giocatori di biliardo stecca con precisione un diagonale agolato e vincente, andando così in buca. Gioia enorme per l'ex Meldola e soprattutto prima consacrazione con la maglia biancorossa. L'abbraccio dei compagni e ripetuti festeggiamenti, anche scherzosi, non potevano assolutamente mancare. Ma la fame degli ospiti non si ferma qui. Signorini innesca Valori che dialoga con Ciccarevic che batte al volo, ma Merendon si supera nella risposta. L'offensiva biancorossa non smette di pungere quando Righini, sul fine di primo tempo, viene fermato così dalla retroguardia di casa, ma in cambio riceve una munizione per simulazione. Ma il tempo di divertirsi sembra non finire per Abdul, che supera gli avversari come dei birilli e va vicinissimo al raddoppio. Finale di primo tempo con un tiro centrale di Valeriani bloccato senza problemi da Merendon. Seconda parte di gara che ha inizio con il botto per il Rimini che trova un 1-2 micidiale, prima con l'incursione di Abdul, premiata dal colpo di testa vincente di Valori, che promette di arrivare in doppia cifra. Ne ho fatti 3 più 1 in Coppa, spero di arrivare almeno a 10 gol qua, dai. E poi da Scott Arlotti, che dopo essersi visto annullato la rete nel primo tempo, si regala l'ennesima gioia in stagione, dimenticando presto quello che è successo precedentemente. Dal campo a me sembrava buono, quindi anche i miei compagni mi hanno detto che era buono, però ne ho fatto un altro, dai, quindi
Da una rimessa laterale, Abdul mette Starita nelle condizioni di rischiare una possibile autorete, ma fortunatamente per lui la sfera si alza sopra la traversa. Valori si ricorda che nell'88 Van Basten fece un gol impossibile da tutt'altra parte, ma purtroppo per lui la TV fa male. Il Bellaria tira fuori l'orgoglio, indelicato, va alla battuta, ma in questo caso dimostra di avere proprio poca delicatezza con il pallone. È il tempo dunque di vedere Richiuti che entra proprio sotto la sciarpata biancorossa e lo spettacolo si accende ancora di più quando l'argentino si intestardisce decidendo che alla festa vuol partecipare anche lui, ma prima il pallonetto e successivamente un duetto con Allotti lo portano sia alla conclusione ma senza trovare il bersaglio. Righini nel mezzo cerca la porta, ma Rendon risponde presente prima che la partita si chiuda con l'ennesima offensiva guidata da Richiuti con il pallone che si spegne sul fondo. 3-0 e anche un pignolo come Mastro Nicola può sorridere poiché stando al suo calcio, nella prima partita di campionato in questo 2017 il Rimini non prende gol, mentre loro continuano a godere, a festeggiare e a sventolare orgogliosi le loro sciarpe, manca a dirlo, bianco e rosse. Allora Cristiano, qualcuno mi ha detto che ti sei alzato ieri dalla sedia quando Riccardo ha provato quel gran tiro alla Van Basten. Sì, secondo me ha fatto, cioè, era quello che mi ero immaginato quando ho visto partire il cross, adesso tira al volo, infatti e secondo me l'ha anche presa bene. L'unica cosa è che era in una posizione leggermente defilata, cioè lì per far gol lì bisogna veramente avere anche un po' di fortuna, no? Perché la potenza c'era, il coraggio pure, a volte si viene premiati, a volte no. Per me, guarda, è un tiro che è finito lontano, però sono quei tiri che comunque ti strappano l'applauso lo stesso. Quei tiri gustosi. Riccardo, non so se sei d'accordo, non eri nato, però il Van Basten l'hai visto su YouTube, non dimmi di no. No, quello l'ho visto. Cosa Me hai lo pensato? ricorda- Cosa hai pensato ieri quando hai voluto calciare subito? Cosa hai detto? Non ci penso su 2 volte, tiro o la va la spacca. No, mi è arrivato a Cicarevi, ci ho messo una gran palla e ho detto tanto io volevo calciare, anche se non era il mio piede, sono destro, ho detto ci provo e forse l'ho presa troppo bene perché No, è stato l'ho un bel incrociata troppo, forse se la prende un Se pochino più di dicevo, esterno. se dicevo che era una cosa la Del Piero ti veniva. Era No, diciamo che il mi discorso, ricordo più perché a me quello è di uscito Totti. Van Basten. allora- Mi ricordo più quello di Totti con la Sampdoria. Bravo, anche quello sì, di Van sì, Basten, a Genova, esatto. 1-0 per la Sampdoria, finì Bravo. per la Roma quella partita. Ma hai sentito quello che hai promesso al nostro Emanuele nell'intervista? Arrivi sì. doppia cifra, eh? Sì, io spero di arrivare in doppia cifra. No, Vuoi di dire voglio arrivare, voglio. no, diciamo, spero, dai. Non me lo mettere, stasera è già in difficoltà. Posso inserirmi un Sì, attimo? puoi No, inserirti, perché puoi inserirti. vengo sul discorso del gol di Riccardo. Sicuramente qualcuno lo saprà, magari tanti no, ma Riccardo è figlio d'arte, suo babbo Paolo Valori certo. è stato un centravanti insomma, importante, ha anche giocato nel Milan, infatti tu tifi. Juve. Ecco. Esatto. I figli sono sempre in contraddizione però- con i genitori. Paolo Valori segnò anche contro il Rimini nel 1991 in un Viareggio Rimini 1-0 allo Stadio dei Pini, quindi per tutti i gol che tu vuoi fare ne dovrai sempre fare uno in più per compensare quel gol, ecco, il tuo babbo. Ecco. Tu Riccardo devi sapere che hai svegliato il database di Cristiano Cerbara, perché è un database vivente, vero, vivente. quindi appassionatissimo di Rimini, ti tira fuori tutte le statistiche. Senti, quando sei arrivato qui a Rimini sicuramente ti hanno parlato di Adrian Richiuti, non è che lui avesse bisogno di farsi conoscere da te e né da nessun altro, però giocare anche con campioni così affermati può essere stato anche questo un fattore che ti ha convinto del tutto a venire ad accettare Rimini? Sì, diciamo che giocare con Adrian anche in allenamento è divertente perché fa delle cose con una semplicità che quando le vedi dici sembrano facili, ma poi farle non è assolutamente facile. Non per caso ha giocato in Serie A, in Serie B, però fa vedere delle cose in allenamento che in queste categorie, neanche in Serie D e in G non si vedono. Quindi spero di imparare tanto da lui. Quell'ometto che vedi laggiù, che si chiama Renzo Baldisseri, lo scorso anno nella nostra trasmissione di calcio locale ti ha sempre battezzato come un jolly preziosissimo che non aveva nulla a che fare con l'eccellenza. Coppia maestosa in quel di San Piero in bagno, avete fatto davvero tu e Pasolini davvero far impazzire tutte le difese avversarie. Quanto ti è mancato il tuo partner d'attacco quest'anno? No, diciamo che io sono uno che si adatta molto perché non sono proprio una prima punta, sono più una seconda punta, però se mi chiedono di giocare come prima punta, gioco anche come prima punta, non ho problemi. E mi trovo molto bene con Paso, abbiamo giocato 1 anno e mezzo insieme, poi lui il primo anno perse la classifica cannonieri per pochi gol, ma ne fece 21-22. E dopo l'anno scorso ne ha fatti, mi sembra, 15, ho vinto la classifica cannonieri.
però davanti ci divertivamo. Sempre il nostro Renzo, nelle scorse puntate, quando ci sapeva che tu potessi arrivare a difendere la causa biancorossa, diceva: ma con Buonaventura, Valori, Abdul, Ricchiuti, Cikarevic, Arlotti, chi gioca lì davanti? Effettivamente questo è stato il problema, perché se pensiamo alla partita di ieri, Ricchiuti è stato in panchina. Vabbè, era in panchina perché Adesso non sta bene. Adesso non sta bene, però. Però quando c'è anche lui, chi gioca? C'è il mister, io faccio il giocatore, l'allenatore non lo voglio fare, non mi piacerebbe neanche. Quindi... Lo sai che io ti voglio mettere in difficoltà, no? No, vabbè, mi sarebbe piaciuto sentirmi dire io voglio giocare. No, siamo tanti, è giusto che chi sta meglio durante la settimana giochi poi la domenica, perché io non sono di quelli che dice uno è giovane, uno è vecchio. Cioè noi abbiamo Scott che è 99, ma secondo me è veramente forte. Fortissimo. Quindi non è che se uno è giovane o uno deve giocare meno perché deve giocare il vecchio. Io sono dell'idea che se uno è forte deve giocare, punto e fine. E mi trovi d'accordo. Allora adesso Riccardo ti lascio rilassare un po', perché con il nostro Renzo, e qui lo volevo, andiamo a vedere con Stefano Papini, se mi senti dalla regia, mandiamo in onda la moviola, perché ci sono stati tantissimi episodi ieri in Bellaria Rimini da far vedere appunto ai nostri spettatori, li commentiamo con un ex arbitro e chi meglio di lui, ovvero il nostro Renzo Baldisselli. Partiamo appunto con gli episodi che sono avvenuti ieri. Questo è il gol di Arlotti, adesso noi l'abbiamo visto a velocità normale, questo è il lancio, qui la vediamo a velocità appunto ridotta. Allora, qui è stato fischiato il fuorigioco ad Arlotti. Io, vedendo le immagini questa sera, ti dico che il gol è regolare. Tu come la vedi? Se puoi ritornare indietro, Stefano, proprio su questo replay che va piano piano, così il nostro Renzo ci dice tutto. Questo è il momento del lancio. Rimani fermo qui, Stefano. Perfetto, bravissimo il nostro Stefano Papini. Guarda la posizione di Arlotti, dov'è? È laggiù, voi lo vedete nell'angolo sinistro del vostro televisore. Questo è il momento del lancio, Renzo. Cosa mi dici? Vai pure avanti, Stefano. Io direi onestamente da ex arbitro che il gol è validissimo. Mi spiace perché Arlotti ha fatto veramente un grandissimo gol, perché onestamente il fuorigioco è quanto parte la palla, mai quanto arriva. Probabilmente l'assistente si è sbagliato al regolamento, però onestamente il gol è validissimo. Cristiano, gol Sì, valido? c'era stata la sensazione anche in diretta che fosse In diretta. valido. Tu, Riccardo, mi ricordo ieri che sei andato a dire più di una volta alla guardalinea di stare attenta. No, più che altro perché ha fischiato 7 fuorigiochi di fila. Probabilmente lei ha visto meglio di me, sicuramente, però 7 di fila non sono facili da vedere. Sono tanti. Uno può sbagliare. Sì. Erano 7 occasioni davanti alla porta, quindi... Sì, secondo me già nel primo tempo la partita poteva stare sul 3-0, onestamente, Poi, senza una teoria bella. una cosa è certa, io ho fatto l'arbitro, ho fatto l'assistente. Fare l'assistente non è facile, basta un metro più avanti o più dietro, se non segue l'azione, l'assistente deve sempre seguire l'ultimo uomo. Se tu in quella difficoltà ti trovi mezzo metro avanti oppure un metro indietro, tu il fuorigioco non lo vedi più. È difficile vederlo. Però ieri l'ha fatto perennemente a seguire l'uomo nei confronti Onestamente, perché a fare l'assistente non è facile, probabilmente. No, hai ragione, hai ragione. Non è facile, però onestamente in questo caso secondo me il gol era validissimo. Sì. Sì, no, era validissimo. Ieri c'è stato, durante la diretta, è stato un momento in cui era difficile commentare con una decina di tifosi sotto che stavano facendo degli apprezzamenti molto pesanti ed volevo coprire un pochino il microfono perché si sentiva probabilmente tutto. Io non... No, va bene, va bene. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini il secondo episodio. Chiaramente non abbiamo messo tutti e 7 fuori gioco, ma abbiamo messo quelli. Allora, il tiro proprio di Riccardo, e qui noi abbiamo chiamato il rigore perché ci sembra che la mano di Renzi chiaramente sia sulla traiettoria del pallone. Rimane da capire se la mano appunto è proprio attaccata al corpo. Come lo valutate voi? Secondo me, dico la mia opinione, potrebbe essere rigore. Ma io onestamente in questo caso dice che un famoso allenatore dice è rigore quanto l'arbitro fischia. Buia di Bosco, ecco, faccia l'anima sua. Onestamente penso che in questo caso ci sono gli estremi per un calcio di rigore, perché onestamente è rigore quanto non il pallone va in cerca della mano, è quando la mano va in cerca del pallone. In questo caso mi sembra che il difensore va in cerca del pallone, perciò per me il calcio di rigore ci può stare. Cristiano? Non so, sai che io sono un mangiarbitri e siccome voglio dare il meglio dopo, per l'episodio dopo, qui dico che probabilmente non aumenta il volume corporeo, la palla prende un po' il gomito e forse si può anche non dare, va. Riccardo? A me dal campo mi sembrava che l'avesse toccata con la mano, però
Cioè, ora rivedendolo così, non lo so. Non lo dico so. la verità, però maniera da forse capire- ce l'aveva attaccata al corpo. Esatto, quello, infatti, Però sì, che l'ha presa si con la mano gira, si ve vedeva. l'abbiamo spiegato noi in diretta streaming perché non riuscivamo a vedere bene esattamente dall'angolo giusto, appunto, se il braccio fosse attaccato al corpo, in quel caso lì si può sorvolare. Però vedendo le immagini adesso, maggiormente al rallentatore, il tocco sembrerebbe esserci. Però, Però tu c'è una lo cosa, sai meglio di aspetta, me. la mano quanto già è a distanza e ferma il pallone, ci sono i sistemi per un calcio di rigore. In questo caso il rigore si poteva anche dare, però No, ma infatti stiamo dicendo che si poteva dare, come magari lasciamo anche l'alternativa che può darsi che l'arbitro abbia fatta bene. Sì, ci può stare, però secondo me è più clamoroso quello che andremo a vedere dopo. Allora, andiamo a vedere il terzo episodio, andiamo avanti con il nostro Stefano Papini. Questo è Righini. Qui, questo, ragazzi, Allora, proviamo a quello vederlo, ammonisce anche. proviamo a vederlo però a velocità ridotta. Eccolo qui, questo è il replay, andiamo a una velocità intorno al 20% per far sì che potete vederlo anche voi in diretta televisiva e gli spettatori a casa. Cioè, non è Ecco. rigore questo. Allora, Emanuele, iniziamo da te questa volta. Se non è rigore questo qui, capito? Righini arriva sulla palla per primo, la sposta e lui gli arriva sui piedi. Quindi Poi questo- se non dai rigore, pazienza, ma addirittura lo ammonisce come se non ci fosse contatto. Cioè, Riccardo, rigore? Sì, rigore. Poi se avete fatto caso, appena l'arbitro ha fischiato, il guardiani è venuto dentro il campo Ho visto. per mettersi dove sta il guardiani nel rigore. Però l'arbitro ha detto che ha visto bene lui. Cioè, come noi sbagliamo un passaggio o un tiro, possono sbagliare anche loro alla fine. Cristiano? Io dico che questo filmato qui lo mandiamo alla redazione di Zelig e secondo me il fischietto qua ha delle buone possibilità di essere preso come comico. Dai, questo. Non si può commentare diversamente, questa è una comica, non si può andare a un rigore così. Renzo? ma il rigore c'era, onestamente non so l'arbitro in quale posizione in quel momento dove si trovava, perché onestamente può essere che era coperto, non lo so se era vicino, però se onestamente questo è il rigore che si deve dare, ecco. Ma poi simulazione. E Certo. poi addirittura la simulazione, però onestamente l'arbitro non so in quale posizione si poteva trovare, probabilmente lui era forse coperto, ha visto questo uomo a terra, ha optato per la simulazione, però onestamente calcio di rigore, ecco. Andiamo avanti con l'ultimo episodio, dopo questo qui di Ghini, se ce ne sono degli altri, Stefano fammi segno dalla regia. Ecco, mi dicono di sì, e quindi andiamo a vedere quello dopo questo di Righini, che abbiamo capito tutti che era rigore, peccato appunto per la munizione che il direttore di gara poteva evitare. Andiamo a vedere poi il gol che c'è stato per quel che concerne il Rimini, eravamo ancora sullo 0-0 quando tu, Riccardo, hai provato d'astuzia. No, raccontami la tua azione, c'era o non c'era? No, Il gol, guarda, il gol tuo. Ti dico, quello che hai fatto secondo tempo è il primo. Questo qui, il primo. No, ti dico la verità, quando sono andato, vedi qua, sono andato incontro alla palla, ho visto il signore che crossava, mi è arrivata, la palla era forte e non sapevo come colpirla, se di testa o di petto, mi è venuto istintivamente di metterci una mano. Sì. Ma non ho, se si fa di caso la palla si ferma, non è che ho colpito la palla per fare Certo. gol con la mano. Ho messo solo la mano davanti al viso per proteggermi dalla palla, perché ce l'avevo proprio qua. Quindi mi è rimasta lì la palla, però non è che io volevo far gol con la mano. Dopo mi è Perché poi è rimasta arrivato lì. l'arbitro, giustamente ti ha ammonito, no? Perché lui ha pensato che tu avessi provato a ingannarlo. No, addirittura guarda, Sì. mi volevano buttare fuori. Ho visto, Di loro, ho detto infatti, buttalo infatti fuori. abbiamo fatto fatica anche noi a commentarlo, infatti l'ho messo appositamente sapendo che venivi tu proprio per commentarlo in diretta con te. E quindi questo qui è stato un po' l'evolversi di quell'azione. Ma però diciamo che in questo caso io condanno più Riccardo, perché onestamente è chiaro che l'arbitro si è messo in difficoltà, colpendo con la mano, è chiaro che l'arbitro a questo punto ha visto il gol a testa, la mano, probabilmente ha optato per la mano, però onestamente qui posso essere d'accordo con l'arbitro, però anche qui se l'arbitro era a distanza vicina l'avrebbe visto benissimo, anche l'assistente, perché cosa stanno lì l'assistente se non vede che il gol è con la mano? Onestamente secondo me anche qui l'arbitro ha commesso il suo errore. No, io su Riccardo posso essere d'accordo, se Riccardo gli dà la spiegazione che dice guarda ma è arrivato il pallone ci sta che l'arbitro lo ammonisca, però non che lo minaccia il di buttarlo gesto fuori, di Riccardo, non buttarlo fuori. il gesto di Riccardo No, no, ma l'ho probabilmente, capito. io non parlo dell'espulsione, però il gesto di Riccardo probabilmente Sì, sì, ha guarda ingannato l'arbitro, però Sì, in sì, quel sì. caso anche l'assistente lo doveva vedere se il No, gol no, era ma fatto Renzo, con le stiamo mani. dicendo esattamente la stessa cosa che stai dicendo tu. Ecco, Sono d'accordo con te, non l'espulsione ma la munizione, sicuramente. Infatti. Va bene, noi ci E fermiamo. questo scorretto va ammonito il giocatore. Certo, l'abbiamo detto. Allora, noi ci fermiamo un minuto e mezzo ad andare lì alla pubblicità, poi rientriamo andiamo tutto su Irene perché poi c'è il suo... che onore. No, Che io. abbiamo il tuo monologo e poi avremo appunto l'intervista da vedere. A tra poco.
Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mosorbole, mosocme, mosso! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Tien botta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Allora, ci siamo Irene Ci nella siamo, al mio seconda monologo, parte, come detto prima. il tuo monologo. E adesso andiamo a vedere, dopo la partita, l'intervista ai due tecnici. Mastro Nicola, commentare appunto questa bellissima vittoria col Bellaria. Dacci un tuo commento. È stata una vittoria importante, faticata perché soprattutto il primo tempo abbiamo incontrato delle grandi difficoltà dovute al fatto che loro, come avevo preventivato, erano molto aggressivi e noi invece ci siamo ostinati a girare poco la palla. Alla fine anche nel primo tempo abbiamo sbloccato la partita, potevamo fare anche almeno un altro gol, le occasioni le abbiamo avute, è stata una chiamata del guardalinee, sinceramente non so se poteva o meno essere valido e il primo tempo è andato via così. Il secondo tempo siamo stati molto bravi a sbloccarla di nuovo subito e da lì l'abbiamo amministrata bene facendo un gran bel giro palla, cosa che nel primo tempo c'era riuscito meno, un po' per l'aggressività degli avversari, un po' forse per timore nostro di sbagliare troppo, ma questo non deve accadere perché ci alleniamo tanto su queste cose, le dobbiamo riproporre in campo, soprattutto contro squadre che usano questa aggressività in continuazione su ogni zona di campo. Mercoledì, finale di Coppa, ci sarà un po' di turnover oppure insisti sulla formazione titolare? No, ci sarà sicuramente un po' di turnover, solo che metterò in campo una formazione importante, visto che comunque i ragazzi che ho a disposizione sono tutti ragazzi in gamba e grandi e buoni giocatori, vado in campo per vincere la Coppa perché è una finale e ormai tocca che proviamo in tutti i modi a vincerla.
Siamo con mister Mosconi, commentiamo questa sconfitta con la prima della classe, si sapeva di questa difficoltà a affrontare il Rimini, volevo sapere le tue impressioni. Niente, noi abbiamo fatto il massimo sotto tutti i punti di vista, ci siamo giocati secondo me alla pari il primo tempo, siamo stati sfortunati e svantaggiati sull'episodio del primo gol di Rimini perché un nostro giocatore ha preso una gomitata in testa, è rimasto a terra e invece di fermare il gioco l'arbitro o anche gli stessi giocatori di buttare la palla fuori hanno continuato l'azione e hanno fatto gol. Se finiva secondo me il primo tempo 0-0, dopo nel secondo tempo la partita poteva cambiare sotto tutti i punti di vista. Invece in quella maniera lì dopo siamo rientrati, volevamo far bene, però pronti e via, ci ha fatto subito il secondo gol e da lì è finita la partita. Un'ultima battuta, il Bellaria si salverà? Ma io me l'auguro tutto cuore, le potenzialità ci sono, io sono convinto che il Bellaria si salverà, però il nostro campionato inizia da domenica. Ebbene, sono contento il nostro Giacomo Alpini, no? Gli ho dovuto chiedere se il Bellaria si salverà. Adesso io voglio dedicarmi un attimo a Renzo, perché Renzo ti voglio chiedere questo. Il prossimo anno, come speriamo, il Rimini sarà in Serie D, cosa cambieresti di questo Rimini? È una bella domanda, è una domanda difficile da rispondere. Prima di tutto dipende il Rimini cosa il prossimo anno vuol fare, sempre che c'è il Rimini si parla di Serie D, è chiaro, questo io me l'auguro con tutto il cuore. È chiaro che prima di tutto, come ho detto prima, è trovare i giovani, cercare i 4 giovani che veramente devono fare la differenza. Se il Rimini il prossimo anno vuole fare un campionato di Serie D di transizione con 2 o 3 elementi buoni al posto giusto, si può anche fare. Ma se il Rimini deve puntare in alto, c'è molto da lavorare. Questo è il mio modesto parere. Perché io, quando la domenica non seguo il Rimini, vado a vedere partite di Serie D. Come ho detto 2 domeniche fa, ho visto Trestina Rieti, a Trestina, in un campo difficile, un campo non bello, però ho visto il Rieti, squadra che è capolista. Ho visto la Vispeloro, ho visto la Jesina, ho visto il Mattelica, ho visto la San Maurese, con tutti i giocatori che hanno fatto la C, la B, la D. E i giovani fanno la differenza. È chiaro, dipende tutto cosa la società intende fare, perché il Rimini, secondo me, in 3 anni deve essere in Serie C. Eccellenza a vincerla, il prossimo anno un campionato di transizione, poi il prossimo anno tentare. Se invece il prossimo anno un campionato di transizione con 2 o 3 uomini asseccati al posto giusto, può fare un discreto campionato. Vediamo l'Alfonsini, vediamo il Romagna Centro, neopromossa, diciamo l'Alfonsini neopromossa dall'eccellenza in Serie D, però sta faticando, però onestamente con 2 o 3 elementi al posto giusto il Rimini il prossimo anno può fare un discreto campionato. Se invece deve puntare in alto, fare dei vertici, secondo me c'è molto da lavorare, molto da cambiare. Perfetto, dipende dalle prospettive che il Rimini la città ha da fare. Va bene, grazie Renzo. Adesso andiamo a vedere invece l'intervista ai giocatori biancorossi al fine gara. Oggi, Scott, era buono il gol? Dal campo a me sembrava buono, quindi anche i miei compagni mi hanno detto che era buono, però ne ho fatto un altro, dai, quindi compensato. Come avete vissuto quel momento in cui ha fischiato, ha alzato quei 4-5 fuorigioco uno attaccato all'altro? In tribuna si era generata un po' di discussione. Io ero dall'altra parte, cioè più che altro erano tutti sulla fascia destra, quindi non li vedevo bene, però sembravano quasi tutti regolari, quindi è andata così, però abbiamo costruito delle buone palle e poi l'arbitro ha fischiato, non sappiamo ancora se è giusto o no, però abbiamo fatto bene. Obiettivo stagionale, quanti gol vuoi fare quest'anno? Il più possibile. Io all'inizio anno non mi ero posto un obiettivo, però adesso vorrei arrivare a fare più di 10 gol. Quindi dai, ma in totale intendo, non solo in campionato, anche con le coppe, quindi il mio obiettivo adesso sarebbe arrivare a 10 gol, però più ne faccio meglio è. Intesa con i compagni, hai trovato un'intesa buona chiunque giochi, perché ormai cominciate a essere tanti, vi alternate parecchio. No, io con i compagni mi trovo bene con tutti, non c'è un compagno con cui non mi trovo bene, ma sia dentro che fuori dal campo, quindi come intesa ci siamo, ma così è tra tutti, siamo ambientati benissimo. E anche in campo dai, anche oggi mi sono trovato bene con Abdul sulla sinistra, che lui viaggia, quindi mi sono trovato bene e c'è una bella intesa con tutti i compagni. No, diciamo che è stata una partita che siamo stati bravi a sbloccarla quasi subito
e portare a finire il primo tempo in vantaggio. Poi siamo rientrati in campo con la determinazione giusta che avevamo anche nel primo tempo, siamo riusciti a fare il 2-0 e il 3-0, poi abbiamo gestito la partita senza subire niente, diciamo. Io in cronaca diretta ho notato, no, come anche a pochi minuti dalla fine, tu non eri già più in campo, però i tuoi compagni, in particolare Cikarevic, lottavano, cercavano di guadagnare il pallone con una grinta che in altri momenti era un pochino mancata e aveva prodotto qualche problema a Rimini. Avete compreso anche questo, cioè che anche i cali di tensione possono essere, vanno in ogni modo evitati? No, le partite non sono mai finite, fino a che non fischia l'arbitro il 90°, non sono mai finite, quindi bisogna stare concentrati per tutti i 90-95 minuti. Io da quando sono arrivato, ho giocato la prima con il Progresso, ho visto che comunque sia non è mai mancata né cattiveria né intensità, ma anche al 90°, quando anche domenica vincevamo 5-2, la partita volevamo fare il sesto, il settimo, poi non è che riesce sempre, però l'intensità e la cattiveria calcistica che ci mettiamo nei primi 45 minuti ce la mettiamo anche fino al 90°, io almeno da quando sono arrivato. Obiettivo stagionale, quanti gol vuoi fare? Ho fatti 3 più 1 in Coppa, spero di arrivare a almeno 10 gol qua, dai. Allora, almeno a 10 gol l'ha promesso, l'ha ridetto e quindi abbiamo testimonianza adesso registrata. Non puoi scampare. Adesso intanto invece vi leggo un messaggio che purtroppo è talmente lungo che non è arrivato completo, leggo quello che è arrivato. Ci rivolgiamo al Presidente e alla dirigenza, stiamo facendo un campionato assurdo contro società piccole di paese che non conoscevamo neanche. Poi manca un pezzo e riprende dicendo: ci sembra una barzelletta e una presa in giro verso la città. Caro Presidente, vorremmo averti qui una sera in trasmissione. Quindi noi la invitiamo, il Presidente, invitiamo Grassi, cioè vorremmo che venisse in trasmissione. Scusi se mi intermetto, vorrei dire una cosa, io sono molto orgoglioso e contento che Rimini mercoledì vincesse la Coppa e che ce la guardiamo tutti. Dico questo perché voglio vedere Rimini affrontare squadre di eccellenza di altre regioni, perché il campionato, l'amico Valori, in Romagna il campionato è scarso, credetemi pure, e il livello è bassissimo. Io lo vedo, il campionato di eccellenza è già finito, per 12 squadre da qui a maggio giocano solo per passare il tempo, perché il secondo posto o il primo è stato deciso tra Rimini e Sasso Marconi. Le altre 12 squadre già sono salve, perché dalla sest'ultima al settimo posto ci sono già 9 punti di differenza. C'è una lotta per il primo e secondo posto e gli ultimi 6 che devono retrocedere. Per 12 squadre il campionato è finito. Vedremo da qui alla fine dei risultati inaspettati, i risultati che alla fine le faranno nel campo, ma la faranno i cellulari. Siamo certi che è così, perché questo è il campionato. Io sono orgoglioso per vedere la forza del Rimini con altre squadre, perché io ho visto anche i campionati di eccellenza, sia toscani, sia umbri e sia marchigiani. La differenza c'è e sono orgoglioso, prima di tutto, per affrontare, per dire la forza di questo Rimini. Perfetto, adesso è il momento del servizio dedicato al prossimo avversario del Rimini, il Classe. Fieri di essere biancorossi, l'Unione Sportiva Dilettantistica Classe sul proprio sito ufficiale ricorda la nascita nell'ormai lontano 1974. Oltre 40 anni di storia senza cambi di denominazione, fusioni e altri cambiamenti pregiudizievoli dell'identità di una società che vuole essere punto di riferimento a partire dal settore giovanile. Tanti campionati di terza categoria, nel 1988-89 è il primo campionato di seconda, qualche anno dopo la prima, ed è qui che con la maglia biancorossa si mette in luce Stefano Evangelisti, l'attuale allenatore. Con gli anni il settore giovanile del Classe cresce e prende la via di Cesena Claudio Rivalta, difensore che sarà bandiera bianconera e totalizzerà oltre 400 partite nei campionati professionistici. La prima squadra continua a ottenere risultati alterni, tanti campionati di promozione, l'assaggio di eccellenza, fino alla storia recente. 2012-2014, 2 play-out in promozione, il secondo fatale, proprio nel campionato in cui il Classe è il primo comune di Ravenna a giocare in un campo di erba sintetica. Ma è proprio dalla retrocessione e dal successivo ripescaggio che arriva la svolta. Si riparte da Stefano Evangelisti in panchina e questa volta i biancorossi vincono il campionato. L'ex Ravenna Daniele Bovo saracinesca tra i pali, l'esperienza di un altro ex giallorosso come Matteo Guardiglia a centrocampo, giocatore che risulta il miglior cannoniere della squadra con 14 reti.
Nel 2015-2016 la squadra in eccellenza viene confermata in quasi tutti i suoi effettivi e il risultato ottenuto è un 6° posto. Intanto la bella notizia arriva dalla vicina Forlì. Luca Ercolani, difensore nato calcisticamente a classe, passa al Manchester United. Il ragazzo centrale gioca nell'Academy dei Devils, ma nel suo cuore porta sempre con sé i colori biancorossi, quelli di una società fiera dei suoi 40 anni di storia e che un posto al sole nel calcio dilettantistico lo ha ormai conquistato da tempo. Il servizio ovviamente a cura di Riccardo Giannini, che ringraziamo come sempre. Ricordiamo i prossimi appuntamenti per il Rimini, in campo mercoledì allo stadio Nicoletti di Riccione per la finale di Coppa Emilia, in programma alle ore 14:30 contro il Rolo. Poi domenica, come ha detto appunto prima la nostra Irene, sarà l'avversario di turno al Neri il Classe, e infine ci sarà anche il turno infrasettimanale, sempre il programma al Neri, mercoledì 1 febbraio con inizio alle 20:30 contro il adesso mi sfugge la squadra argentana. Ecco, vai, prego Irene, il prossimo turno. Sì, leggiamo il prossimo turno: Granamica Bellaria, Old Meldola Castrocaro, Savignanese Cervia, Rimini Classe, Corticella Faenza, Marignanese Faro, Progresso Fiariccione, Sasso Marconi Massa Lombarda, Sant'Agostino Real San Lazzaro, Argentana San Pierana. E benissimo, siamo proprio alle strette finali. Grazie Irene di aver condotto con me. Buona serata. Salutiamo l'opinionista bianco-rosso Emanuele Pironi, grazie. Buonanotte a tutti. Salutiamo e ringraziamo l'ufficio stampa del Rimini, ringraziamo l'ospite bianco-rosso Riccardo Valori. Buonanotte a tutti. Ringraziamo come sempre l'amico giornalista Cristiano Cerbara. Buonanotte, alla prossima. E infine ringraziamo l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. E noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 20:45 qui su Rete 8. Vigiate lì. Buonasera.